Ciao tifoso azzurri, benvenuto nel canale Notizie Napoli Calcio. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perderti nessuna notizia dal club più grande d'Italia. Infortunio gravissimo per Sirigu, carriera a rischio per l'ex Napoli. Salvatore Sirigu, nel tentativo di evitare un calcio d'angolo durante l'allenamento congiunto con il Seravezza, ha riportato una lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Le disgrazie tra i pali della Fiorentina in questa stagione non sembrano voler finire. A complicare i piani di mister Vincenzo Italiano, dopo il ritiro forzato di Rosati in estate e gli addii polemici nei mesi scorsi prima del preparatore Porracchio e poi di Gollini, ci ha pensato l'infortunio di Salvatore Sirigu, che nel tentativo di evitare un calcio d'angolo durante l'allenamento congiunto con il Seravezza ha riportato una lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Per l'estremo difensore si prospetta quindi una operazione. Una mazzata per il 36enne che, come riportato dalla edizione odierna del quotidiano Tutto Sport nello spazio riservato al calcio, potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di chiudere la carriera. Ecco quanto si legge sul quotidiano torinese. Di sicuro la stagione per l'estremo difensore termina già adesso e nel modo peggiore. E c'è chi teme che l'infortunio possa portarlo a chiudere una carriera. Lascia il tuo messaggio di supporto per Sirigu nei commenti e iscriviti anche al canale perché tornerò presto con le ultime notizie dal Napoli. Forza Napoli sempre!